Eccoci, un classico ormai il nostro appuntamento con il direttore di Libero Vittorio Feltri, che saluto subito. Buonasera direttore, ben arrivato. Buonasera, un saluto a tutti. Senti direttore, devi stare attento perché la presidenta della Camera Boldrini, visto che hai un piccolo busto del Duce in ufficio, te lo demolisce, perché ormai siamo all'assurdo. Giù Sì. I palazzi fascisti, che succede? Racconta. E poi c'è anche il rischio della galera perché l'onorevole Fiano, mi pare si chiami così, ha proposto una legge per vietare lo spaccio e il possesso di oggetti simbolici del fascismo, anche tutta quella pacottiglia che conosciamo, non so, gli orologi che hanno un quadrante recante la testa del Duce, oppure le bottiglie di vino sangiovese, che è anche modesto, con Mussolini in effigie sull'etichetta. Insomma, tutto questo è diventato un'emergenza per l'Italia, secondo il Partito Democratico e secondo la Boldrini, che ha esteso questa volontà di abolire tutto ciò che ricordi l'infausto ventennio, comprese opere architettoniche di grandissimo pregio. Come tutti sanno, quelli che hanno studiato minimamente la storia dell'architettura, l'ultima fase, diciamo, interessante per il nostro paese è stata proprio quella fascista, perché il Duce aveva radunato i migliori professionisti del ramo e aveva affidato loro la costruzione di edifici pubblici che sono tutti molto belli, distintivi, e abbatterli sarebbe veramente un delitto, come quello che periodicamente commette l'ISIS quando abbatte i monumenti importanti che non sono in sintonia con l'islamismo, con l'Islam. Insomma, siamo alla comica finale, perché un Presidente della Camera che si permette di dire certe stupidaggini, credo che dovrebbe avere il buon gusto, quando qualcuno glielo fa notare, di andarsene a casa, magari di aprire una boutique invece di stare alla Camera a dirigere i lavori. Eh sì, perché da una Presidente della Camera ci aspettiamo dell'altro, tipo che faccia funzionare quelle aule, scusate, non certo che butti giù i palazzi o si occupi di mille questioni che nulla c'entrano con il suo ruolo. Ma c'è stata la criminalizzazione di questo signore che goliardicamente nel suo stabilimento balneare ha messo delle scritte che potevano in qualche modo richiamare all'ordine, alla pulizia del ventennio. Questo è stato messo in croce, pare un pericoloso assassino, tutti a dargli addosso. Sì, perché praticamente lo accusano di contribuire alla ricostituzione del partito fascista. Figuriamoci, il fascismo è morto 70 anni fa, come sa chiunque, e non c'è anima che abbia intenzione di rimetterlo in piedi. Non ci sono movimenti popolari che possano essere considerati minacciosi per la democrazia, e lo stabilimento balneare di questo signore in realtà è una struttura che funziona molto bene, molto frequentata, e quindi è un'attività economica che va tutelata, altro che chiuderla, perché sono esposti 2 o 3 cartelli, peraltro che non hanno niente a che vedere col fascismo, tant'è che uno in particolare mi ha fatto ridere perché dice che in quel bagno c'è un'alta densità di gnocche, e non mi pare che la gnocca sia o fascista o comunista o democristiana. La gnocca è la gnocca, e ci sono persone, per esempio il sottoscritto, che ha un debole per la gnocca, non so tu, ma insomma non mi sembra di commettere dei reati. La gnocca fascista io non l'ho mai vista.
Ecco, nessun reato... Forse è nera, non so come. Forse è nera. C'è stata una specie di incursione lì, non so, sono andati con uno striscione, hanno fatto 4 urlate in consiglio comunale, quelli di Forza Nuova, e allora la sinistra, o di Casa Pound, Casa scusa, Pound. Causa Ma non hanno Pound, fatto niente. Io ho parlato col questore, che l'ho incontrato, e ho detto non hanno fatto assolutamente niente, hanno fatto una protestina, ma anche abbastanza educata. Ecco, allora questi qua, insomma, tutta Milano si è stracciata le vesti, per però quando ci sono questi qua dei centri sociali che imbrattano vetturine, mettono a ferro e fuoco la città, nessuno si indigna così. Nessuno si fiata. può fare quello. Non solo, allora. ma quando hanno, in occasione della inaugurazione dell'Expo, mi pare che fosse maggio di 2 anni fa, Milano è stata messa a ferro e fuoco. Pochissimi di quelli lì hanno pagato, tutti assolti, tutti messi fuori, mai fatto 2 giorni di galera, ma in numero esiguo, per cui quando sono i centri sociali, forse per timore, nessuno infierisce, mentre se sono quei 4 sono sfigati con la camicia nera, allora vengono sbudellati in pubblico. Non è successo un cazzo. Niente, assolutamente niente. Io non è che ho simpatia, ma no, ma chi se ne frega, non è questo il punto. Ma non mi sembra il caso di metterla giù così dura, non costituiscono un pericolo per la quiete della città. Senti, sono nati altri 2 partiti, uno islamico e uno anti-islamico, me la vuoi spiegare? Sì, vogliono fare un partito islamico perché hanno visto che a Londra c'è un sindaco islamico, e quindi qualcuno ha pensato, se facciamo un partito islamico con tutti gli islamici che ci sono possiamo raccogliere un bel po' di voti. In realtà le esperienze analoghe fatte all'estero non hanno portato voti, Poi di conseguenza è nato anche il partito anti-islamico, ma anche quello non credo che avrà un grande successo proprio perché non ce l'avrà quello islamico, insomma. Se giocano a far partiti. Sì, però questa notizia rivela lo stato d'animo che c'è nella nostra società, che è diventata turbolenta. A proposito di turbolenta, deve essere turbolente queste prove per 30 posti di vice assistente alla Banca d'Italia. Si sono presentati in 85.000. Certo. E il volere il posto fisso a vita, questo. Non solo, ma poi la Banca d'Italia che notoriamente paga bene. C'è una sartoria qua vicino, in Viale Maino, proprio qua vicino, che fa alta moda e prendono un sacco di soldi quelli che lavorano lì, e sta cercando 5 sarte da mesi, non le trova. Ma certo che nessuno... Questi hanno il lavoro per tutta la vita. Ma non sanno, perché per imparare a fare il sarto o la sarta ci vogliono anni di impegno, ed è un lavoro difficile e nessuno ha la voglia di impararlo, anche perché poi si fanno parecchie ore, quando bisogna consegnare un vestito c'è da lavorare al sabato, e quindi tutti i mestieri impegnativi artigianali che renderebbero molto vengono snobbati dai nostri giovani. È una cretina, una ragazza che dice, ma io sono ragioniera e voglio fare la ragioniera, non voglio fare la sarta, ma insomma tu devi fare il mestiere che ti fa guadagnare, che ti dà soddisfazione. È cretina una che rifiuta un posto così, perché poi ha il pane per tutta la vita, può creare lavoro. Ma tu sei hai una moglie così, non riescono a trovare le sarte, quindi devono andare a comprare le confezioni, i vestiti già fatti, e poi per fare le riparazioni, per aggiustarli un po', bisogna andare da cinesi, perché sono solo i cinesi, che poveracci sono rapidi, non lavorano in modo raffinato, ma almeno lavorano, e lavorano tanto. E sono sempre pieni. Sempre pieni. Ma a Bergamo c'è un bar, a Bergamo dove io abito sul Colle, lì c'è un paesino vicino che si chiama Petosino, e c'era un bar che era condotto, diciamo, da italiani, no? Ed era sempre vuoto, era tuttora tabaccheria e edicola. Strano, perché quelli lì coi tabacchi almeno i gratterinci fanno soldi. Osteria, bar, caffè, sempre vuoto. Adesso, da un paio d'anni a questa parte è stato acquistato questo locale da cinesi, che intanto fanno un caffè buonissimo, che è strano, no? Di solito sono i napoletani che sono bravi a fare il caffè.
tant'è che io a Milano vado dai napoletani a prendere il caffè. Adesso hanno creato una catena di locali napoletani, sono 9, dove tu bevi un caffè meraviglioso e volendo anche nel vetro, come lo bevo io, proprio come i teroni che lo bevono nel vetro, mi piace da morire. Ecco, vabbè, comunque lì i cinesi nel giro di pochi mesi hanno trasformato questo locale che era sempre deserto in un... adesso devi fare gomitate per entrare e fanno soldi. Perché? Perché lavorano anche il primo dell'anno, lavorano sempre, la domenica, la mattina, alla sera chiudono a mezzanotte, sempre aperti. E ci sono lì 3 o 4 cinesi e una famiglia, lavorano come ossessi. Morale della favola? Chi lavora guadagna, chi non fa un cazzo non guadagna un cazzo. Questa è la vita. Senti, hai fatto un titolo forte, te lo dicono ogni giorno, Sì. per cui stai guardando quale dei tanti. Beh, sì. Il PD ha il cancro, arretra nei sondaggi e finisce sotto grillo. Un titolo bello, pesantino. Sì, ha il cancro perché abbiamo visto tutti come sono andate le cose nel Partito Democratico. Sono nati con grandi ambizioni, ricorderai al Lingotto, Veltroni, che inaugurò questo partito che doveva sbaragliare, eccetera, e in effetti all'inizio aveva avuto anche un discreto successo, anche se Berlusconi li aveva battuti, ma allora Berlusconi non era facile da battersi. E poi lentamente questo cancro ha cominciato a mettere le metastasi e in pratica il PD è diventato un salon del Far West, dove si menano in continuazione e tu vedi che volano sedie, cazzotti, si sparano l'un l'altro e non capisci chi ha ragione, chi ha torto. No, questi fanno le riunioni invece che per risolvere i problemi degli italiani o far finta per metterselo in quel posto o con l'altro, sì, per le correnti, le cose. per la supremazia del partito, in odio a Renzi oppure in odio agli anti-renziani. È Un puttanaio, si potrebbe dire. Un puttanaio rende bene l'idea.